I rappresentanti della Protezione Civile Nazionale sono intervenuti nei 5 comuni di Licata, Sciacca, Ribera, Burgio e Caltabellotta, effettuando sopralluoghi accompagnati da tecnici e amministratori dei vari comuni, al fine di valutare i danni che il maltempo ha causato lo scorso 25 novembre a Sciacca e a Licata 2 settimane prima. La relazione che i tecnici stileranno servirà a valutare l'entità dei danni stimati nel territorio della nostra provincia e quali interventi potranno ricevere gli stessi. Sentiamo in merito i sindaci di Licata e di Sciacca, comuni che maggiormente hanno subito i danni al territorio e alle attività commerciali. Si continua a lavorare con la Protezione Civile per ripristinare lo stato dei luoghi e dare sfogo e un deflusso, ristabilire il deflusso naturale delle acque, perché ci sono tanti canaloni ostruiti. Domani arriveranno in città i delegati della Protezione Civile Nazionale per constatare di persona i danni che l'alluvione e il nubifragio del 19 novembre ha creato, propedeutica alla dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Governo nazionale, che speriamo arrivi al più presto, per poter riconoscere un ristoro a tutti coloro i quali hanno avuto ingenti danni economici e un'economia già provata dalla crisi di questi ultimi anni. Sinceramente non può che attendere con particolare speranza la dichiarazione dello stato d'emergenza. Avete fatto una stima dei danni? Sicuramente sì. Ma già nella precedente delibera di giunta regionale del 21 novembre i danni stimati alla Protezione Civile ammontano a più di 10 milioni di euro per le attività private. Naturalmente i danni nelle strutture pubbliche sono in corso di quantificazione e i delegati della Protezione Civile naturalmente ci aiuteranno a venire fuori da questa vicenda e a quantificare per bene nel dettaglio i danni. Sciacca ha subito una situazione che ancora oggi purtroppo non è definita, e cioè abbiamo un disperso. Nonostante le ricerche molto approfondite sono state effettuate da tutte le forze dell'ordine, dai vigili del fuoco, dai volontari della protezione civile, purtroppo ancora oggi non abbiamo nessun tipo di riscontro, e questo è il primo dato che riguardando una vita umana è molto negativo. Poi devo dire che noi abbiamo avuto gravi danni al patrimonio viario, sia cittadino che extraurbano che soprattutto rurale, dove si sono verificate frane ed smottamenti di notevole entità. Per quanto riguarda la viabilità urbana ha già provveduto il Comune con delle ordinanze di somma urgenza che sono state emanate da me, ma che chiaramente dovrebbero rientrare nel novero dei danni che vengono risarciti dalla Protezione Civile. Per quanto riguarda la viabilità rurale il problema è molto più complicato. Ci sono addirittura alcune zone della città e delle campagne che non sono ancora raggiungibili. Poi noi abbiamo avuto gravi danni a molte aziende, a molte abitazioni private, a molti esercizi commerciali, perché è esondato il torrente Cansalomone, che sono al vaglio dei nostri uffici. Abbiamo istituito un ufficio che appunto riceve queste segnalazioni e queste quantificazioni, e dopodiché, fermo restando lo stato di calamità che è stato già dichiarato dalla Regione, siamo però in attesa che sia dichiarato dal Governo nazionale lo stato di emergenza.